Non è pronto, non è pronto. Lupo, non tenete pronto. Che cosa, maestro? L'uovo. Ma Lupo, ma quante volte vi devo dire che questo esercizio va fatto a bocca aperta. Bocca in aria. Io? Quando faccio l'esercizio, bocca in aria io. Va bene, bella, sì, bella. Maestro, maestro, stavo un fatto solo. Ma quando arriva a bocca, mi trase nel mosco in bocca. È logico, i mosca in bocca. Avete mangiato il cioccolatino? No, mi sono mangiato una caramella purgativa. Non era momento, vi ne a fa lezione, scusate maestro, vi ne a fa lezione qua e mangiate il caramello. Maestro? Avete visto, andiamo. No, ma è passato, È passato, andiamo belli. Vabbè, voi guardate, se mi seguite, carissimo Lupo, io vi faccio diventare un ottimo cantante. Grazie. Però mi dovete seguire e non mi da perdere tempo. A voi vi faccio fare, che vi devo dire, monaca. Ecco. Non lo posso fare monaca. Perché? Perché mi piace le femmine. Ma che monaca avete capito? Ho capito. A voi vi dicevo il grande del monaco. Ho capito, voi monaca non lo potete fare. Forse mi manca la chiara che io perdono. Vabbè, seguite, non mi preoccupate perché vi faccio fare Caruso. Caruso non posso fare, mi sfotto dei vogliosi. Caruso, è belluso, mette la capa in dove per tu. Lupo, ma dovete seguire, ma voi pensate sempre male, non è così. Voi marone, ma non a finire l'arte. Perché? La domenica mi lasci sempre solo. Questo pure la mette al repertorio. Il grande Caruso, Madonna, che è successo? Telefono, aspetta, un momento, state zitta. Pronto? Sì. Silenzio. Sì. Qui agenzia teatrale, musica assortite. Che è una pasticceria. No. Sto parlando al telefono. Scusate, sì, che cosa volete questo? Per domani sera? Sì. Al momento, vabbè. Domani sera? Sì. 50 cantanti. Che è un cantiere? Ma voi da cantare no? Sto parlando, sta male. 50 cantanti che devono costare 50.000 lire l'uno. Che è un festival dei poveri. Lupo! Ma che sei scostumatezzo, scusatemi tanto. Uno solo può costare di più. Ho capito, io c'ero sotto mano. E chi sto chi? È importante, questo lo stabilisco io. È importante. Sì, non vi preoccupate. Sì. A stasera. Stasera ci vedremo. Lupo, è arrivato il vostro momento. Già scipo bosco, maestro. No, signori, è arrivato il momento del lancio. Lancio. Voi state, dicetemi una cosa, voi conoscete di giacche, che ne sapete? Sono in mie, giacca, pullover, maglietta, maglia stretta, tutto. Figuratevi che mio padre faceva un sapunato. Ma che c'entra? Non c'entra. Conoscete canzoni di giacca? Canzoni! Per esempio, che faccia dice cinematografa, zappatore. Una saccia e una saccia. Mamma perdona. Una saccia e una saccia. E figlia? E figlia e mio fratello, non so 5. Ma che c'entra? Ma non c'entra. Che cosa conoscete di canzoni di giacca? Se la sapete buona, la proviamo e così vi faccio debuttare dopodomani. Tengo un pezzo proprio su misura. Bello proprio. Come la giacca. La ricordate buona? Benissimo. A cominciare. Maestro, però voglio una presentazione. Una presentazione. Così non posso uscire. Per farvi incoraggiare. Anche per farvi dal mammato, un presentatore, ho capito, vabbè, andiamo da quinta. La quinta stanza. La quinta stanza, che è una stanzoletta, che sta la quinta stanza? L'unica stanza è questa, la quinta. 1, 2, 3, 4 e 5. Ma che cosa contate? Che cosa? La quinta, andate a stoffa, buttatevi nella stoffa. Mi sei salta, No, ma da capi buone, per cosa non mi facete perdere tempo, mi qua i maestri presidi, scusatemi. E adesso vi faccio questa presentazione. Ecco qua, così uscite più incoraggiati. Sempre la voce, no? Signori e non sto facciamo così improvviso. Signori e signori, buonasera. A me il piacere di presentarvi per la prima volta. Se apri per l'ultima. Right. La prima volta Oscar Lupo. Maestro, momento. Lupo no. Qualcosa perché lupo è aggressivo. Forse è meglio pecorella. È più pecorella. Vabbè, da stop. Signore e signori, a me il piacere di presentarvi Oscar Pecorella. Beh. Così è da fare. La parola a bocca arriva.
Ma come si fanno così queste cose? Ma voi mi fate perdere tempo, scusatemi, ma chi vi ha mandato? Pirone. Pirone, si faceva fatto su chi? Stiamo belli, Maestro, facciamo una cosa. Oscar Leone e Zenpallone. Vabbè, allora facciamo su. Presentate. Signore e signori, buonasera. A me è il piacere di presentarvi per la prima volta Oscar Leone. Grazie. Piano piano, vado qua. Facete fare una bella figura, Piano piano, Sì. Stamattina è l'8:30. I 10:30. Stamattina è 10:30. Ma me sono voi venite da arrivano gli altri a lì. Io ci parlate due mesate, Ma chi ve l'ha detto alle 10:30? Chi ve l'ha detto? Alle 7:30. L'autore ha scritto alle 7:30. E si scitava una mattina, che si qua, alle 7:30. Su, voi dice stamattina è 7:30, piano piano. E se no non potremmo fare niente, Stamattina è 7:30, stavo là a San Marcellino. Chi è? Allo Steve. A San Marcellino. Adesso sta più annanzi, mi da ricoverare in ospedale, lui mi segue. Ha fatto un studio? Ma la volete finire o no? Ma mi fate disperare. Ma sì, stavi scritto sul Ma pezzo. non signore, sta scritto, ma Pisano e Bongiovanni hanno scritto così bene. Stamattina è 7:30, stavo già a Santa Lucia. Stamattina è 7:30, stavi già a Santa Lucia. Bravo, bello. A cercare una farmacia, una pomata per mamma. È meglio che supposto mi fate voi. Mezzo ticchette che sei. Ma che c'entra? Ma come la supposta? Ma che cosa? Stamattina è 7:30, stavi già a Santa Lucia. Lucia, rischiare la vita mia sua mare a faticare. Però c'è tanto bello. Soppapelo saponare. O marmolare. Soppapelo marmolare. Castagnare. Soppapelo castagnare. Insomma, che cosa state dicendo? Ma che mestiere facevi? O marinaro, è così bello. O marinaro. O marinaro. Facciamo amore. Ma che c'entra? Lupo, maestro, scusate tanto, avete confuso, state girando le parole. O marinariello chi stai? Stacca, o marinaro stacca. O figlio del marinaro. Ma non c'entra, è nata canzone, o marinaro, chiama lupo, non mi posso Soppapelo marinaro. Brava. O marito è Briuscella. Ma ragazza sta Bruxelles. Che la bella sfugliatella che volevo mangiare. Ma non è questo, no, madonna, mi fate disperare. Madonna, mi sta mettendo l'altra sotto ai piedi proprio. Oh, bella, che la bella Lucianella che mi faceva sfrannasiare, così bella. La bella Lucianella che mi faceva sfrannasiare. Bella. Tu tieni carrammata a palinure. Ma andate calera, mi sente coccolo, mi metto proprio piacere. Ma gli vai queste cose? I tengo racciacciaio cuore fiero. No, tutto al contrario. Tutto al contrario, un braccio fiero. Braccio di ferro. Hanno perso, maestro. Hanno perso la scommessa. No, io dicevo, un braccio fiero, un cuore acciaia. Madonna mia. E quando vega morto me ne fu. Che mi schifo proprio la morte. E voglio bene a tutti gli animali. Che è la razza vostra per appartiene, Maroni, chi l'ha mandato? Datemi a caramella. La caramella? La vostra per la voce? Dammi gente, la caramella, datemi soldi e chiatevenna. Datemi a caramella. Oh, ma chi l'ha mandato a chi? Ditemi una caramella. Datemi a caramella. Non ce ne sono più. Ma che caramella state pensando? Ma di chi? Io parlavo di Lucianella. Lucianella? Ah, uia tonito Quando mai? Madonna mia. Vi prego, si tenete una sorella. Io, mia sorella? Tenete la moglie, ma la sorellina vostra, ma la piglini. Questo è troppo. Questo è troppo. Oh, bravo. Uscite. Allora, maestro. Uscite fuori. Ma allora volete voi, ma uscite in da casa mia. Avete mai schiato l'onore della mia casa. Voi siete un pornografico, sì. Voi siete a luce rossa. E che tenga la discoteca. Voi cantante, voi fate davanti a me, che sono un maestro con tanto di diploma. E sono napolitano e sino un grande amore. E muore. E sono napolitano e sino un grande amore. E muore. E sono napolitano e sino un grande amore. E muore. E sono napolitano e sino un grande amore. Che notizie, 25 schizza sino fatta visca pizza, caso guai russa e nera, sta democrazia, noi non siamo giornalisti ma nemmeno penalisti, agaffa killer, agaffa chista, e che canista, oh, oh, oh.
Bello proprio Pazzarello, sempre allegro vi devo dire, così, allegro. Battaglio! Popolazione! Stasera facciamo un omaggio all'abbigliamento. Che mette a saldo ogni momento. Un altro omaggio facciamo ai fruttaioli. Hanno fatto una cesta, Polignano e Poparola. E un altro omaggio ancora lo facciamo alla signora Antonietta da Cerra. Che pozza pigliare un bello terno. E a noi una bella quaterna. Bravo Pazzarello, ma io stasera non vi capisco. Sì. Ma come date i numeri prima da cominciare? I numeri si danno dopo. E poi queste preferenze con delle persone, no, a me non mi piace, perché tutti quanti devono essere trattati nella stessa maniera. Chiedete scusa ai signori, Scusate, abbiamo sbagliato. Bravo, avete sbagliato, cercate un povero buono, sto bastone. Noi. Buono, le diamo, che stavano nel guaglione, noi, vieni a cavaglione, vieni. Notizie, che belle notizie stasera! E ti rimagava regalo, bello. Scivola notizia! Ragazzi, dite saluto di Tonino Palefiero. Donna Palefiero. Ninuccio di Arnone. Quest'anno a Cancellarnone portiamo tutto un mezzo secolo di canzone. Bravo. E per questa questione, ha rapito porta e portone stasera. Ha rapito tutto cosa. Sta cominciando a camera. Chiama, ne alzarella. Scivola la notizia! Battaglio! Popolazione! È asciutto pazzo o padrone? Voglio mangiare un po' sto bastone. Ecco qua, siete sì? Si rimase di bello rocia. Il ministro Coria ha detto è giusto l'assicurazione sui motorini, ma noi papà dei ragazzini che hanno dovuto sborsare altri quattrini, adesso già si è capito che prima del 97 metteranno anche l'assicurazione sulle biciclette. Cicci, che bello, uè, Cicci, che bello, uè, vieni con me, facci vincere la pera, vieni con me, appena camminare. Sì, Pazzarello, mi fa piacere. Dobbiamo camminare a piedi. Tutti quanti a cominciare a rimane. Pure troppo rimane. Deve essere sempre un giovedì santo, cioè, ma posso uscire tutto quanto. E chi te ne calla? Cammina a cavallo. Non voi e non io e non voi può fermare il mondo. Sì? Tra poco anche i neonati camminano in coppie e motorine. Gli dà Pazzarello, ma non è creatura, ma quello ha fatto bene Coria, mettere questa assicurazione in coppia di motorina. È giusto. Perché se io porto sotto un motorino e vi rompono un'accia, o vi rompono una coscia, o vi rompo la capa, voi pigliate i soldi dell'assicurazione. Ma questi soldi che caro Pazzarello non ne voglio, sono soldi maledetti. Pigliateli voi, facetevi scassa voi la coscia, ora la capa. Attento al motorino! Pazzarello! Che? Ma non è da farsi impazzire. O vedete che ci vuole l'assicurazione. Scivola la notizia! Vieni qua, dammi la notizia, bimbo. Andiamo a me questa notizia, pure il caramello da gelata. Che sta bella. Sì. Il presidente, anzi no, guarda, l'ex presidente dell'America Bush ha ringraziato Saddam Hussein di aver tolto i missili dalla prima e seconda postazione. Ha risposto il nuovo presidente Clinton. Questa è la prima e l'ultima volta, io non so muscia. Papparapapapà, passa bandiera, sventole qua, contenta all'era, si pace sta, ma tu Saddam, povero non ne vera, dici in cielo che non faccio scema, ma tu Saddam, povero non ne vera, dici in cielo che non faccio scema. Ci dice chi che non faccio scema, Ma ma quando mai? Che state dicendo? Pazzarello, ma io conosco a sto cristiano. Ce l'hanno dicendo gli americani. O americano, o russo, o giapponese, chi si sta mettendo a dormire nel paese, chi si sta facendo gli altri delle creature. Avete ragione, veramente sta facendo piangere i bambini, ma poi non ho capito. Un uomo perché è vestito da soldato? Un scappellizzo in capo, un bello pare e baffo, fa chiagnare a tutto il mondo. Gli uomini con i baffi sono forti, sono conquistatori, sono dominatori. Caiazzo, attenti! Vedi, sta attento voi, Maronna, voglio guardare là, che somiglianza!
Che sto veramente assomigliasse ad Muscè, ma no. Avete ragione. Qual è qua? Avete ragione, io paese ero stanchino, che rispetto? Mi chiamano tutti quanti Salamo. Ero stato in casa. Io sto a 4. O paese suo, Ma quale quarto paese suo? Il quarto di Marano. Guarda, decide buono perché noi dobbiamo stare attenti tutti quanti, anche voi ragazzi, dobbiamo partire, siamo pronti per partire. Prepariamoci, dobbiamo tutti quanti partire. Venga a salutare a papà, a mamma, viva l'Italia, la guerra! Fratelli d'Italia, l'Italia, pa 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 pa, pa pa pa, pa pa pa, pa 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 pa. Ehi, Mazzarino, Maurito Fagnolo, ma che guerra è guerra? Ma quando mai? Qua stiamo in pace, stiamo così bene. Io ho detto questo solo perché dobbiamo tornare a casa. Ah, casa, ma tornare. allora. Ognuno a casa sua, allora, ognuno a casa sua. Battaglione, popolazione, ringraziamo il Signore che ci fa sta sempre buono. Pozza avere un attacco d'ernia a chi ci piace la guerra. Cannone, missile, carro armato, ma non è bella una buona magnata. E chi verrà torto è meglio vivo che essere morto. Io non ne porto i carri armati, o soldato non va a fare. È meglio la macchina fuori serie a così corre mattina e sera. Ma che facci? Me numero ne decide. Mi ero dimenticato, no, che ne stanno aspettando? E via carduccio, prima sparava 50 cartucce e mo cacca non passano ciucce a chi come a contare tiene una mala maniera ma rotto lui votare in dire ciò dico brigadiere voi giuro che lo faccio arrestare voi giuro che lo faccio arrestare. Bravo! Ma se piaciuto! Che sa una piazza con me che? Lo giuro tu faccio arrestare, bravo! Che sto sei diventato tu? A spirito di polizia! Ricordatello, tu giuro che ho la libertà mia che tengo cara! E tu sai, per stasera ti faccio un segno Gusta, tu fai zorro e faccio Dalila, la moglie Sansone, ti taglio tutti i capelli a cara. Gusta, non vai niente, non vai niente, Gusta, sei un cavallo mush. Io ma fai ridere, non ti sbatto, non ti muoverai a stare, non c'è sta nessuno, non passa nessuno che tanto stasera. Ricordati che io sono un cavallo e non sono ciuccia, modestamente. E la cavina, a poi una decina di milioni. 10 milioni, ma poi contante o a vista? A vista. E fa conto che non l'hai vista. Non pazziare. Va a banca dello spirito, là fanno ipoteca e mutuo. Non pazziare, che la ci mezzo a zicchinetto. Sentite, oggi vi noto, signorine, se l'hai guardato a zicchinetto. E una volta pazziavato un bulello, Gustavo. Guarda, mi hai passato, guarda, tu non sai questi soldi chi l'ha da avere. Quella è una persona di rispetto, una persona positiva, chi la coppola nera. E cagna la coppola. Chi la accide prima a te e poi a me. E poi sa fochis. Vabbè, le amo, dammi 5 milioni che io paravo. Insisti, chiudilo pure il recchio, Gustare, qualche due, a me non me ne importa, le vuoi che fai tu, Gustavo? Che la lucro, non devi gridare, ti sta zitto lo che mi. Poi un bello milione, non ti preoccupare che io ho chiuso volta a bocca, che ti già dice, ho chiuso tutte cose. Ma che giuro, Gustavo, tu sai una cosa, e pigliamo la mitraglietta e spara, Gustavo, spari. Si spara, quando prende e si spara, ma te lo sei scordato che quello c'ha 10 fratelli? E che so, gli ha buttato a caserma in terra. 10 fratelli, bravo, hai pure la sostenuta, fai anche la spirito 7, bravo, Daurizza, a cavallo 100.000 lire. 100.000 lire, questa che fa questa
200.000 non lo faccio muovere. Lo fai mo'? Ma fai una tenerezza, sai che fa? Cassando 10.000 lire, 10.000 lire. attacca una fune, t'attacca tu ai 7 a mare, 10.000 lire. Che stia fine che ci fa? Che stia No, finire a perché sta fare? sempre protetta. Non sa mai pigliato niente, ricordatelo, dai. Ah, voglio dare. E buona azione che t'hai fatto, io sai, lo sanno tutti Sì. quanto. I magazzini per lì ce l'ha già con Che soldo mi Ma gusta? qua sorda tu? I magazzini dell'automobile. Soldo mi gusta? Appartamento. Gusta che soldo mi? E che si va a te. Va a te, non so l'ultimo, non ti fa parecchio, non ti fa parecchio. Mala femmina. Insomma, Che Maria Coretti. Sì, una mala femmina. Maria Coretti. E va a te, Allora, guarda, in realtà, ricordiamoci qualcosa da noi. È stata Ruanella che incontrai a te. Ah, da Pirello, ti hai scordato? Faceva coccinella e mi chiamasta a me. Sciupa, faccia tu! Vuoi farne no? Già sai ho Ma fatto! vuoi farne no? Mi hai fatto una fattura, mi hai imbabbucciata a me. Ma che faccia la fiscalista? Ma ti stai pensando State fe, in da chiesa Sant'Arturo, io, si sembra tu. scusai a te. A chiesa Sant'Ignazio, prego! Come lo bianco per portarsi l'onore mio, devi pigliare! L'onore, devi pigliare. Devi pigliare ma non leone devi pigliare. Uomo! Tu eri un leone! Ma si ruscare fuori! Che non può camminare! Stanotte ti faccio dire Tarzan. Ma va a te! Uomo! Tu eri un gorilla! Che 100.000 scimmie tu levano Ma passare! sono sempre il tuo King Kong però, Va a te, non mi fa ridere! Uomo! Tieni la bocca come il sale! E questa faccia di cane ti serve per abbaiare! Ricordati una cosa, che la faccia mia non è la faccia tua. E tagli dei baffi che fai ridere la gente. Donna baffuta, sempre piaciuta. Uomo, non dire che sei Ma che uomo. sono io? Che sono? Perché a Casablanca si chiude prima di me. Chi è? Ma no, che l'ha fatto Ramos! Ma non si dice queste cose, come si dice? I panni sporchi si lavano in famiglia. E alla lavatrice nata. Già, ma calmati un po', fai la brava, mi te leva la mezza via, fai la brava, ma non vuoi mo? Questo mi stai dicendo parole rosse. Parole rosse. Mi leva la mia Leva la vita. mezza via. Portami a Cagnari, voglio Cagnari. Porta coppo pacca di membranza. Vai tu a tietta No, basso. non ci vuoi là. E allora ti porta a Pisa, ti va di valigia. La torre è lunga, tietta basso, pure la coppa. Ma vuoi farne io no, e allora vuoi più lontano ancora. Allora ti già portato a Troia. Troia a me. Bella Troia, lì sarai la nuova era di Troia. E tu sarai Ulisse, ma porta a mamma, da padre, da frate, a tutta la famiglia tua e ci faccia la cittadinanza. Davvero io? E tu sei Coppa Casarella? Coppa Casarella tutte e due. Però ti leva? No, che ha già fatica io. Io ho già fatica e ti fa la femmina in casa. Quanti belli cose, perché stai dicendo così? Ma fai ricordare quando mi portasse sul parco di membranza e facevano tutte e due cucù, senti. Mi piace. O salame, da ricordare, senti quante me ne donne, ci stanno poche salame. Vita a te e vita a me. Due ballerini, una palla a te e una palla a me. Non fa niente che è un poco lontano perché i porica balla basciano chi simma. Chi si me la bascia, quella che si me ca? E chi simma qua? Lucciole, noi siamo come le lucciole, viviamo nelle tenebre, sempre sui marciapiedi, sempre sui marciapiedi. Notiziario culturale, ma ci faranno ascoltare in riferimento proprio alle feste natalizie una parodia sulle note di Lacrima Napolitana. Signori, avrete sicuramente capito di chi sto parlando. Enzo Buonumore e Tony Sposito che si esibiranno in Lacrime Napolitane di Libero Bovio e Francesco Bongiovanni, anno 1925. Ma come si può fare? 25 dicembre 1992, giorno di Natale, io ancora affaticato, me lo devo ricordare per tutta la mia vita. E quanti problemi, i problemi tanti, ma io sono sempre allegro.
sempre a lei, ma che mi importa a me, sapete come si dice? Mi piacciono i maccheroni, ah, mi sono pugnato. Mi piace pasta e fasullo, mi piace il capitone, sino a Natale è così, Fratello. È arrivato fra Pappino, che vai Fratello, tu capitone non tu mangi, perché? non tu mangi. Se Perché? tu fornisci il suo vestito, Eh. ti mangi la stoffa a Natale. Sì, la stoffa, mi ha creduto, guarda, quando è certi di la facessi mangiare a te la stoffa. La colpa è tua. Perché? Che È colpa? tua che pigliate le misure sbagliate, ecco. O vuoi usarti, non ti permettere. Questa non è una categoria che ti appartiene. Fai vergogna. E che posso fare? Come che Che può posso fare? fare se il cliente si è allungato? Che Si è posso allungato il cliente, bravo, si è allungato, che così tenisce, si è allungato. Tato, Da donna. Tato. Sì, mi chiamate già una sola volta, basta, mi dai fastidio. Tato, Eh. mamma, come sta mamma? Mamma, lascia stare, picchiarello. Lascia stare, mamma, tocco stomaco, mi credo. Quando mi dice queste cose non me le dice perché mi danno fastidio. Sarumen, essa è creatura, è la nostra sorellina. È buona che dorme. Ah, così non soffre la fame. Invece, che allora, pensiero. su, non ti manca tra su, Non mi fa fare essere paura, tu sai che soffro con cuore. Ti volevo dire, ascoltami bene, Sì, e non la piglia lunga, che non è la serata. Poi a faticare il giorno di Natale, che Natale? Dimmi una cosa, Sì. hai notizie di Ferdinando? Ferdinando. Vedi, la fame proprio ti fa scordare pure i parenti più stretti. Chi è Ferdinando? Nostro fratello dall'America. Ah, Ferdinando! Che è stato? Che passa? Che è stata una È disgrazia? bruttano di... È palle, fatta scio spirito. Che succede? Aiutare male? A segno dei panni. Aiuto! Che ha fatto? Aiuto te che fa Madonna, luto. aiutavo te. Quanta riempite che te. Guarda, tale quale a noi, Gesù. È la stessa cosa. Sta inguaiato. Sta inguaiato. Hai traisse se te resta fuori, Sì, non torna a bravo, Napoli. bravo, e fa bene il nostro fratellino, ma che bene a qua ci sono tanti problemi, tassa qua, tassa là, ma anche chi non paga non può mangiare e deve pagare le tasse. Amato fratello. Oh, non mi lascio nome! Che succede? Non mi lascio nome, io di Natale che mi indosso a me e tutta la gente! Caro fratello amato. Ah, vuoi fare? Io no! Invece, ma io lo sto dicendo, non mi nominare questo! Cosa sei pazzo? No. Ah, cosa sei pazzo? E perché te la già nominato? Allora, non me lo devi nominare, mi dà fastidio! E perché non può caire il tuo nome, caro Non me fratello? li hanno nominato, non me li hanno nominato perché ogni volta che sento a chi mi viene la pazzaria mi viene, la pazzaria mi viene! Ma io parlavo di quello, vostro fratello ha detto tanto a te. A me, guarda, come fai? Non posso fare queste cose, che cosa? Tanto te l'ha mandato un disco. Disco! Perché vuole cantare? Non ha scritto la lettera. L'ha messo su un disco, l'ha girato e l'ha quagliato sul disco. Ma quando guacci, fammi capire, buoni non ti capisca. Cioè, ha fatto un'incisione. Un'incisione. Ah, un'incisione, non capisco, ma quanta cosa mi hanno a pensare gli americani. Bravo, ma e che dai, ti ricordi come Sai, io sono giù da bascia da signora Zatella. La figlia per Zecchello, sai? l'aria è seduta. Ha pigliato un disco, ha detto disco volante. Ti ricordi qualcosa? La prima parte mi ricordo. La prima parte, la seconda parte non ti ricorda. Sei scassata. Ha parlato di te, Logico, fratellini più grossicino, è logico che dovevi parlare di me. ha parlato di mamma, È logico, nostra madre, ha parlato di sorte, nostra sorella. ha parlato di tutta la famiglia. È logico che va a parlare tutto quanto noi. Ma per dire gli angeli e si urna, no? Ma che piangiamo? Non la parlate di me! Non la parlate perché si mi dà che la seconda parte che sei scassata. Ecco. E l'hanno fatto con tutti che li corri, quando ero piccolino ci hanno fatto la comunione, ci hanno vabbè. cattato cartoncino, ci hanno vabbè. cattato la magliatella, ci hanno sì, cattato abbiamo la fatto insieme, sti Poi vogliono è cresciuto, ci hanno cattato la magliatella, la Signore, cartoncino, ma capite, hai fatto la spesa a resina e l'hai portata a Is. Vabbè, siamo quando è d'accordo. partito, Che hai partito con Pullman, è partito, che hai partito? È partito con la paura. Allora, chi ha cacciato i soldi? tutti e due. No, no, sono state lacrime napolitane, lacrime napolitane. Madonna, che lo capisco. E che giornata. Oh, cara mamma, sta per venire a Befana. Ha fatto finire il festa. Ah, non l'hai visto sta befana? Se vengo a Mazzesco. Dare sta tenga ma mazzesco. Ma vuoi finire o no? Ma forse ha potuto dire, mia cara mamma,
sta per venire Natale. Ah, sì, sì, no, ricordatelo buono. Oi cara mamma, sta papà di Natale, a sta lontana gli ma magna e Aveva mano, ragione, quando eri vicino si mangiava in mano, non si capellugna. come muri a piccià, non lampadare, Prima manca forse picciare una cannella. vorrei diventare un sacrestano. Devo guardare mano, sai quando denaro che fa? E figlia mia, facite se le segue. Ah no, no, ah, ma si malamente, che signore, vattene, in da casa mia, vattene. Ma con mio figlio le creature le segue, ti ricordate che dai, te le segue guagliù. la scrittissima. La faccio più. A tavola chiamato cane mia. Potremmo mangiare un piccolo cane, logo. Ma che poi l'hai chiamata a bocca. Mamma mia. Oh giura, si mi viene una pazzaria. Ma che fai? O manicomio sì, ma che sulia. Dice, ma chi ti accompagna a te che viene tu, se ne fornisci. Ma insomma, vuoi di chi si ha fatto? Quanto mi costa? Hai fatto Quanto mi costa? Hai fatto renare, vicino. Quanto mi costa? Ma qualcosa i soldi, ah? La faccia tu, logo. Quanto mi costa lacrima sta America? Lo sapevo. A me che sue marano, E Vulciano, a me che sue bruciano, e Secondigliano, a me che sue secondigliano, e Caivano, a me che sue caivano. e Calpizzano. Mi stai facendo girare tutti i paesi della campagna, non mi stai portando. Eh. Ma chi è sto fratello non sta lo stesso? Ah, non sta, gli tu andava vecchia. A Romagna? No, sto con 84, ma sto insomma, Boris sta lettera come Farneo. Ma Boris no, fa un prezzo. Noi cacigliani mo parucchiani. È molto più parrucchiaro, e già ti facendo, non fa. È molto parucchiano. E tu che è molto Come parrucchiaro, e tu che è molto Ma chi ne parrucchiaro. stava così bello Stai parucchiano? dicendo tu, mamma sta dicendo che è Ma molto no, che parrucchiaro. saluto te ne le facevo solamente peso. Ah, e che ha fatto? Ma lo scenetto peso. Ci ha portato lui, Boris la lettera come Farnesci, madonna mia. Oh, che noi c'è morto parucchiano. Madonna. Con mia madre, Fai un prezzo. con mia madre, Avanti. con mia madre. Allora, non ce ne sta più, dato poco per creatura è rimasto, non ne posso Ma dare chi più. dai te mettere su? Ah, detto tu. Io ho caffè, ho pigliato! Ha fatto piacere. Hai finito di fare questa sceneggiata, questa è una tua fantasia, perché fammi e non fammi si esce a picchiarelle che creature e nostra sorella ci ha da fare sempre all'era per questo giorno di Natale. E allora sai che ti riga? O vado a ten, chiudo un portone e apro una porta. Chi sta a fare fa al contrario? Ma fammi non fammi perché noi siamo... Noi siamo tre fratelli su satura, trullala. Più disparate, noi incazzati, sanno, trullala. Noi siamo milionari e l'allegria, trullala. Vicino, donna Antonio e donna Tra. Vicino, donna Antonio e donna Tra. Vicino, buon Natale! Buon Natale!